L'inchiesta di Gorizia e i 42 indagati per la gestione migranti al CIE di Gradisca di Sonzo. Zappalorto è amareggiato ma sereno, dice il legale del prefetto di Venezia, ha sempre lavorato nell'interesse dei cittadini. Il governo intervenga per ridefinire le norme sull'immigrazione, l'appello del PD veneziano in seguito all'inchiesta, l'ex vice sindaco Simeonato Zappalorto persona per bene, cauta la Lega si faccia luce presto. L'opinione pubblica veneziana si divide tra colpevolisti e innocentisti, ma la stragrande maggioranza è convinta che la lunga emergenza profughi sia stata per molti un gigantesco affare. 10 colpi in poco più di un mese, quasi tutti a danno di donne anziane. Un mestrino è stato arrestato dalla polizia che gli contesta una sfilza di reati da record. A settembre mandò all'ospedale una novantenne. E a Mestre, malviventi sempre più senza scrupoli, rapinata in via Cappuccina una bambina di appena 11 anni mentre passeggiava con la mamma, e parte la caccia all'uomo. Anche l'assessore veneziano De Martini in piazza a Torino per dire sì alla TAV sull'ipotesi di un referendum. Le parole di Zaia: se serve lo facciamo, le grandi opere vanno fatte. 3 anni fa la scomparsa di Moira Orfei, è il paese dove a lungo ha abitato e che la salutò in massa ai funerali, la ricorda con una serie di eventi e di mostre. Buonasera dunque, ben ritrovati con l'informazione da Venezia. Lo avete sentito, in primo piano c'è naturalmente l'inchiesta che ha coinvolto l'attuale prefetto di Venezia, il trevigiano Vittorio Zappalorto, e l'ex prefetto di Gorizia e Treviso, Maria Augusta Marrosu, per la gestione del centro migranti di Gradisca di Sonzo. Pesanti le accuse a loro carico, ma l'avvocato di Zappalorto fa sapere che il suo assistito è determinato a provare la sua estraneità alle accuse. È sereno proprio per quanto è stato oggetto del proprio operato, per il merito del proprio operato, e quindi è certo anche che si chiarirà questa situazione sicuramente, e speriamo in tempi brevi. 42 indagati, tra cui 3 prefetti, accusati di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, truffa aggravata e falso, per aver omesso un'adeguata vigilanza. Si tratta dell'attuale prefetto di Venezia, il trevigiano Vittorio Zappalorto, dell'ex prefetto di Treviso e Gorizia, Maria Augusta Marrosu, ora in pensione, e dell'ex viceprefetto di Gorizia, Gloria Sandra Allegretto. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura goriziana, la gestione del centro di identificazione ed espulsione degli immigrati e del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca di Sonzo tra il 2011 e il luglio 2015. Ai 3 prefetti è già stata notificata la chiusura indagini. La procura goriziana si appresta ora a chiederne il rinvio a giudizio. Sotto inchiesta l'operato dell'Onlus trapanese che gestiva le 2 strutture, a cui sarebbe stata aggiudicata nel 2013 sotto la reggenza di Marrosu in maniera risultata fraudolenta la gara d'appalto da quasi 17 milioni di euro per l'affidamento dell'incarico. Una situazione in cui neppure il successore di Marrosu, Zappalorto, aveva fatto chiarezza, malgrado quello che, stando alla procura, accadeva all'interno di CIE e Cara, dove agli ospiti non venivano erogati i servizi previsti e dove si sovraffatturavano presenze inesistenti, e questo senza che la prefettura facesse alcuna obiezione con danni all'erario per milioni di euro. Di tutt'altro avviso il legale di Zappalorto, che si sarebbe adoperato invece per mettere fine alle scorrettezze, concordando ogni passaggio con Avvocatura di Stato e Ministero. Negoziando prima della scadenza del contratto una transazione con il gestore per poi sostituirlo con uno nuovo che oggi è in attività, quindi risolvendo definitivamente un rapporto critico. Il coinvolgimento nell'inchiesta di Zappalorto lascia perplesso il mondo della politica per l'integrità che il funzionario ha sempre dimostrato. Ha una storia che non può essere messa in discussione e che da sola costituisce un'ipoteca sull'aspettativa che c'è di una positiva conclusione della vicenda. E le reazioni politiche proprio a questo caso sono ancora piuttosto caute, dal momento che la vicenda non ha ancora contorni precisi. Spero che si chiuda velocemente la faccenda e che venga individuata se c'è qualche colpa. È cauto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel commentare la notizia dell'indagine a carico di 39 persone, tra cui l'attuale prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, su presunte irregolarità nella gestione del CARA di Gradisca di Sonzo. Fedriga è tra i pochi leghisti disposti a esprimersi sulla vicenda, di cui auspica una rapida soluzione. Sarebbe scorretto, fa presente, tenere dei funzionari dello Stato in una situazione di incertezza per troppo tempo.
Di episodio spiacevole parla invece il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Attendiamo gli sviluppi giudiziari, dichiara, ma nel frattempo sarebbe necessario un intervento del governo e del Parlamento per ridefinire le norme sull'immigrazione, dimostratesi troppe volte inadeguate. L'indagine faccia il suo corso, certo che questo mette in luce come nelle politiche appunto dell'accoglienza degli immigrati non ci sia chiarezza, non è la prima indagine che nasce anche a carico di prefetti e questa è una spia che ci dice che servono norme più chiare che mettano anche al riparo i funzionari dello Stato quando devono agire anche in momenti di emergenza. Per come lo conosco io, Zappalorto è persona corretta, chiosa l'ex sindaco di Venezia Sandro Simeonato, che ricorda il passaggio di consegna all'allora commissario quando la giunta Orsoni cadde in seguito all'inchiesta sul Mose. Ho conosciuto una persona leale, seria, che faceva il suo dovere, un servitore dello Stato nelle sue funzioni. Quindi insomma, per carità, se le indagini sono state avviate qualcuno avrà necessità di capire quale possa essere la verità, insomma, ma per come l'ho conosciuto io mi auguro che le cose si risolvano con l'assoluta dimostrazione che lui non c'entra. Quanto all'ipotesi di dimissioni, i democratici concordano sull'inopportunità di un simile gesto da parte del prefetto, almeno in questa fase. Lo dicono anche i 5 Stelle ormai, che insomma, se uno non si è dimostrato, non è stato condannato almeno in primo grado, deve mantenere il proprio ruolo. Ma le accuse, lo abbiamo sentito, mosse dalla procura di Gorizia nei confronti del prefetto di Venezia Zappalorto sono piuttosto pesanti e quindi, come sempre, l'opinione della gente si divide tra colpevolisti e innocentisti, così come è emerso nel corso della nostra inchiesta condotta questa mattina al mercato di Marghera. Il prefetto che ha sbagliato tutto è mio, cioè doveria, come si dice, toglierlo dal suo incarico e che pagasse quello che gli ha fatto. Perché quando che un prefetto noi altri lo mettiamo davanti una cosa istituzionale e che non è in grado di farlo, che fa ancora robe sporche, gli sembra che sia giusto. Sa che siamo pieni di roba sporca e che si metta con un prefetto. È l'ultimo che si arriva? Sì, Zappalorto. È giusto che sia indagato, non è perché poi hai chiuso tutto, hai tolto il contratto, abbia finito così la storia, sia finita così la storia, è finita per un verso, ma si apre per l'altro, è giusto che lui venga anche condannato, se possibile. È denunciare in procura quello che lui sapeva, secondo me è giusto indagarlo, è una persona come un'altra, se non ha fatto il proprio dovere è giusto che paghi. Doveva togliersi responsabilità e andare avanti, secondo me. Andare avanti cosa significava? Denunciare in procura i fatti? Ma certo, è il suo lavoro, tra l'altro, questo, mi sembra. Ovviamente è cosa sbagliatissima, perché se per primi noi o loro non rispettano la legge, che esempio diamo? Cioè, io penso che comunque l'esempio sia il miglior insegnamento e quindi... Anche perché il prefetto è l'organo di governo territoriale. Esatto, appunto, quindi se non parte da loro queste cose, insomma, capisce bene che andiamo sempre peggio. L'ennesimo scandalo della politica, perché siamo stanchi di sentire sempre questi problemi continuamente, persone che sembrano all'apparenza molto importanti, poi alla fine viene fuori che ci sono indagati per questo o altro motivo. Se invece è stata magari una sua mancanza perché ha delegato, ha firmato senza andare a analizzare effettivamente quello che stava autorizzando in quel momento lì, bisogna vedere esattamente nell'attimo quello che effettivamente... Zappalorto era il nostro commissario, ecco, da una volta, esatto. Mi sembrava una brava persona, ecco. Secondo me è difficile tirare fuori qualcosa, sa, è molto difficile, almeno che non si tiri fuori sotto il punto di vista ideologico. Allora uno è di sinistra o uno è di destra o uno è di qualsiasi cosa, allora dà la sua ricetta, però per me ricette non ce ne sono. Questo dunque è il sentimento dei cittadini, lasciamo questa ampia pagina, passiamo alla cronaca. È stato catturato a Mestre un rapinatore seriale protagonista la scorsa estate di una sfilza davvero incredibile di reati ai danni soprattutto di signore anziane. 4 furti, 5 scippi e una tentata rapina nel giro di poco più di un mese. Voleva forse segnare un nuovo record il 45enne mestrino arrestato nel pomeriggio di venerdì dagli uomini della squadra mobile del commissariato di Mestre con l'accusa di essere il responsabile di almeno 10 reati commessi tra il 21 luglio e il 2 settembre 2018.
L'episodio più grave è il 1° settembre in via Puccini, quando il criminale in bicicletta sorprese alle spalle una signora di 90 anni, strappando la borsa che l'anziana portava a tracolla e facendola cadere a terra, procurandole un trauma cranico con ematoma temporale e la frattura di 2 costole. Un modus operandi usato dal delinquente in almeno altri 4 casi, sempre ai danni di donne anziane e sempre tra Mestre e Marghera. È stato proprio grazie alla ripetitività del suo comportamento che la polizia scientifica è riuscita a collegarlo a tutti questi casi. Lo stesso giorno della violenta rapina alla novantenne, il pregiudicato aveva tentato di rubare l'auto di una donna di Mestre, salendo al volo sul sedile posteriore mentre la cinquantenne cercava parcheggio nel piazzale esterno di un supermercato in via Strigno. Spaventata dalle sue minacce, la signora aveva già fermato il mezzo e abbandonato il posto di guida, quando l'intervento di un passante aveva messo in fuga il malfattore. Rintracciato dagli agenti al termine di una lunga indagine, il 45enne è stato fermato e portato nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore in attesa del processo. Rimaniamo a Mestre perché c'è stato l'ennesimo furto in casa. Nel mirino dei ladri sempre le casette delle corti maschili del Viale San Marco, dove ieri i banditi hanno portato via tutto l'oro trovato nell'abitazione. Per il proprietario si tratta del 3° assalto subito in soli 6 mesi e lui ora non vuole neanche più sporgere denuncia. La finestra era chiusa, sono andato via, perciò e difatti sono andato sopra in camera, era tutto rovistato, tutto per aria. Hanno portato via delle cose mie, tutte d'oro, no? che dei ricordi del lavoro che avevano dato, una catenina d'oro della moglie, gli orecchini, quello che hanno trovato lì. Soldi non li hanno trovati perché non ce n'erano nella cassaforte. Il signor Nerino, pensionato, racconta di come si sia trovato la casa messa sottosopra dai ladri fuggiti con il suo oro, dopo essersi assentato per accompagnare la moglie a fare le spese ieri, tra le 9:30 e le 10:20 del mattino, quando, rientrando, ha rischiato pure di trovarsi faccia a faccia con i banditi, qui nella sua casa alle Corti Maschili, in via Donatello, laterale di Viale San Marco a Mestre. Hanno sforzato con cacciavite, hanno rotto questo qui, l'hanno fatto saltare perché abbiamo trovato i pezzettini di batteria, hanno spinto e sono entrati. Io quando sono stato là ho visto la finestra aperta, perciò... Lei l'ha visto il ladro che stava fuggendo da casa sua? Ho sentito un rumore io, ma non ho visto il ladro. A distanza di 24 ore non ha ancora sporto denuncia, il perché è lui stesso a spiegarlo. Non sono proprio sicuro di farla, perché cosa cambia secondo lei? Cosa può cambiare? Non cambia niente. Ma intanto viene Io per fortuna hanno portato via questi quadri, non so che valore, più a valore effettivo che altro, diciamo così, no? Ma i soldi non li hanno trovati, perciò non... Quello di ieri è il 3° furto subito in soli 6 mesi, con i ladri che 2 mesi fa si sono portati via pure tutto il congelatore con dentro carne e pesce surgelati. Stessa sorte è capitata anche al suo vicino di casa, il signor Livio, quando ha dovuto anche mettere in ordine il banchetto consumato dai ladri nel suo magazzino. Il sera mangiava, bevuto il succo di frutta, è tutta una bicicletta, e ha messo tutta la roba e si scampa via. Dopo il raid si è barricato in casa con queste serrande antitaglio. 2.000 euro di spesa per conto mio, non è tanto, però qualcosa fa. Il 24 dicembre scorso, sempre qui alle Corti del Viale, un altro furto in casa, con un secondo invece sventato il giorno prima, il 23, dal proprietario, che si è messo pure a inseguire i ladri, facendoli fuggire. Sono stato svegliato perché hanno rotto la finestra e mi hanno svegliato e li ho rincorsi perché e li ho visti quando erano già fuori dalla casa. Ha avuto paura? Sì, tanta paura, sì. Lo abbiamo sentito, malviventi sempre più senza scrupoli. Ieri a essere rapinata è stata addirittura una bambina di appena 11 anni, è successo sempre a Mestre in via Cappuccina. Bambina di 11 anni rapinata in via Cappuccina mentre stava passeggiando insieme alla mamma. La ragazzina parlava al telefono con un'amichetta a pochi metri dietro la mamma quando un uomo, approfittando della sua distrazione, si è avvicinato e dopo averla spintonata le ha rubato il cellulare. Il fatto ieri sera verso le 22. Ora è caccia al rapinatore con la polizia che sta cercando un ragazzo che dalla descrizione della mamma agli agenti sarebbe di carnagione chiara, occhi castani, capelli rasati ai lati, con un giubbotto di colore blu molto acceso e jeans. Il malvivente, dopo essersi impossessato del telefono della bambina, è fuggito a piedi verso via Dante. Gli agenti della squadra volanti, intervenuti subito dopo, hanno setacciato lungo la zona, ma senza alcun risultato. In queste ore la polizia sta visionando le immagini registrate dalle telecamere della zona per cercare di dare un'identità al rapinatore.
Oggi la manifestazione SITAV a Torino, in piazza nel capoluogo piemontese per dire sì alla TAV. C'erano anche il Comune di Venezia e Vicenza, Padova. Venezia, spiega l'assessore all'ambiente Massimiliano De Martini, esponente di una lista civica, spesso si è sentita sola. Siamo qui perché vogliamo dare appoggio a chi si mette a disposizione per far crescere il sistema Italia, che deve essere unito. Le nazioni nostre confinanti sono riuscite a fare la TAV e tutelare il territorio. Se ci sono ancora spazi di manovra, potrebbe essere questa la chiave di volta per arrivare a un accordo di tutti a favore della Torino-Lione. Così dunque la rappresentanza di Venezia. E durante la manifestazione il governatore del Piemonte Chiamparino ha detto che in caso di parere contrario del governo sulla TAV è pronto a chiedere un referendum, proposta che vede Zaia cauto ma possibilista. Il tempo è scaduto, questo dicono amministratori locali, esponenti politici e cittadini comuni oggi a Torino per chiedere che si metta a un punto la questione TAV. Tra i 30.000 di Piazza Castello anche il presidente della regione Liguria, Totti, e Piemonte Chiamparino, che dice: il governo ha la responsabilità di decidere, non ci sono più alibi, l'analisi costi-benefici è stata presentata, speriamo decidano e di conseguenza noi agiremo. Se sarà sì bene, se sarà no, proporrò un referendum consultivo per chiedere l'opinione dei cittadini. Un invito che il governatore del Piemonte stende anche agli altri colleghi del Nord, ma sul quale il presidente Zaia non appare del tutto convinto. Il movimento dei pareri dei cittadini sanno che noi, ad esempio, ci siamo presentati con un programma chiaro nel 2015 che prevedeva e prevede la realizzazione della TAV e di tante altre opere, che sono la Valdastico Nord, per citarne una, la Pedemontana. Pensare che da questo si debba ricorrere a un referendum, dico che sarebbe anche un po' una sconfitta. Se bisogna di farlo noi lo facciamo a referendum, però è pur vero che in questa fase noi come cittadini ci abbiamo preso un impegno, le grandi infrastrutture servono. Referendum o meno, le grandi opere vanno portate avanti, spiega il governatore del Veneto, che auspica che all'interno dell'esecutivo si arrivi ad un accordo. Spero che anche questa volta si trovi una soluzione, perché se la soluzione è non fare le infrastrutture direi che non va bene, ma penso che questa non sia la volontà assolutamente dei leghisti e spero non lo sia fino in fondo neanche dei grillini. Di nuovo la cronaca, un 56enne di Sandona di Piave è stato fermato ieri a Jesolo dopo un pericoloso inseguimento. Una pattuglia della Polizia Municipale ha intimato l'alta alla sua BMW lungo via Adriatico, ma l'uomo, dopo aver rallentato fingendo di accostare, ha premuto l'acceleratore ed è scappato. Durante la manovra ha rischiato di investire una agente che è riuscita a spostarsi all'ultimo momento. L'inseguimento, durante il quale l'automobilista ha compiuto sorpassi azzardati a forte velocità, è terminato dopo alcuni chilometri. Durante il controllo la pattuglia ha scoperto che l'uomo, che ha precedenti per spaccio di stupefacenti e porto d'armi, non aveva mai conseguito la patente. Nei suoi confronti sono scattate una multa e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Un cittadino bengalese aggredito e picchiato da una baby gang ieri sera a Venezia. Il branco ha tentato di intimorire anche un italiano intervenuto in suo aiuto. Sentiamo. Bengalese aggredito e picchiato ieri sera da una baby gang mentre passeggiava in Campo San Polo a Venezia poco prima della mezzanotte, pestaggio nel corso del quale scaturiva in contemporanea pure una lite con il testimone del fatto, un italiano di 30 anni che aveva nel frattempo dato l'allarme chiamando la polizia, decidendo così di intervenire in suo aiuto. Da qui ne nasceva un alterco tra lui e i ragazzini che iniziavano ad offenderlo, seguendolo fino all'abitazione, mentre la persona aggredita approfittava di quel momento per scappare dalle grinfie del branco. I poliziotti intervenuti a quel punto provvedevano ad accompagnare ed affidare i giovani, tutti minorenni, alle proprie famiglie, informate nel frattempo dei fatti poco prima accaduti. Una brevissima pausa, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo con l'informazione da Venezia, parliamo ora di Moira Orfei perché la sua città, Sandona di Piave, la ricorda. Sentiamo. Dio ha creato gli angeli per parlare agli uomini. Gli uomini hanno creato gli acrobati per parlare con Dio. Potrebbe essere racchiuso in questa citazione il significato profondo dell'arte circense. Le occasioni per verificarlo non mancheranno da qui fino a marzo a Sandona di Piave, dove il mondo del circo sarà protagonista, con eventi e mostre nel segno di colei che di quel particolare microcosmo fatto di spettacolo, acrobazie, travestimenti e magie ne è stata la regina per antonomasia, Moira Orfei.
Regina del circo, ricordata e celebrata nelle foto che la ritraggono sotto il tendone tra elefanti e domatori, e come attrice di cinema, che secondo Fellini era parente stretto del circo, spesso all'opera in pellicole storiche del genere peplum, ma anche in commedie che hanno fatto la storia del cinema italiano, come in Signore e Signori di Germi, dove tra le vie di una Treviso che non c'è più interpreta una giovanissima e disinvolta mogliettina. Moira Orfei, che proprio qui a San Donà di Piave è stata residente e che rimane negli occhi dei sandonatesi a partire dal ricordo ancora forte del suo funerale celebrato nel Duomo cittadino 3 anni fa, con tanto di banda musicale, carrozza e cavalli coi pennacchi in perfetto stile circense. A San Donà ci lega sicuramente la figura anche di Moira Orfei, e sicuramente quello che ha colpito anche oltretutto di questa rassegna è l'attenzione anche che Alessandro Serena ha voluto dedicare anche alle giovani generazioni. Giovani interpreti cui spetta l'ambizioso e non facile compito di traghettare il circo e il suo enorme bagaglio culturale nel terzo millennio, rimescolando tradizione e innovazione secondo nuove alchimie. Una grande ricchezza del circo classico, come noi lo intendiamo sotto il tendone, con i clown, gli animali, gli acrobati, ma anche il circo teatro, il circo contemporaneo stanno rivoluzionando questo linguaggio. Il circo sta diventando una forma di spettacolo a 360 gradi, parte da radici fortissime del circo classico e proiettata in tantissime dimensioni. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Non cambia la situazione rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio, sul Veneto l'anticiclone che staziona ormai da giorni continuerà a garantire un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese piogge. Temperature minime tra i -3 e -1 gradi, massime comprese tra i 4 e 6 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà ampiamente soleggiato. Sarà infatti sereno o al massimo con presenza di pochi nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -2 e 1 grado, massime comprese tra i 5 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue anche sulla nostra regione questa lunga parentesi all'insegna di un tempo stabile, soltanto qualche nube in più potrà riguardare al mattino le vallate meridionali. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno. Temperature minime tra i 2 e 4 gradi, massime tra i 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.